L'ennesima conferenza stampa del Presidente del Consiglio annuncia le prime indicazioni per la leggera tiepida ripresa della normalità a partire dal 4 maggio. Fra le novità sostanziali si potranno incontrare i familiari più stretti, riabbracciare genitori, nonni, fratelli, figli e nipoti, ma non i fidanzati. Resisteranno allora i fidanzati al divieto? Se dal 4 maggio parenti e familiari potranno uscire dalle proprie abitazioni per incontrarsi, questa possibilità sarà preclusa ai fidanzati vittime del lockdown. Nel termine congiunti vi è uno dei divieti più discussi nel decreto del Presidente del Consiglio. Salvo deroghe dell'ultima ora per le proteste sui social, potrebbe esserci qualche positiva novità. Perché dunque i parenti si e i fidanzati no? Occorre un vincolo di sangue o legale, matrimonio, per essere autorizzati a potersi vedere da vicino. Fin quando tutto questo non sarà sciolto da una circolare non sarà possibile. Stessa cosa per chi volesse andare al mare. In sostanza, chi abita nelle vicinanze di una spiaggia ad una distanza di 250 metri potrà andarci e farsi il bagno. Tutto questo contrasta però con la possibilità di fare una passeggiata in spiaggia possibile ormai dal 4 maggio. Si sta generando, simpaticamente e senza alcuna polemica, un po' di confusione per il fatto, tra l'altro, che alcune regioni si stanno muovendo in modo diverso dalle altre e contestualmente alcuni sindaci hanno emanato apposite ordinanze, l'una diversa dall'altra. Perfino la Santa Chiesa si è lamentata al riguardo per la decisione di tenere chiuse ancora le chiese o peggio ancora la scelta di partecipare a funerali limitata a 15 persone, probabilmente parenti stretti. Rimane pertanto il divieto di assembramento e gli incontri devono avvenire rispettando le distanze. Niente feste private tra amici, parenti, perché i contatti possono mettere a rischio la salute ed aumentare il contagio. Notizia positiva in ultimo riguarda gli spostamenti di anziani oltre i 60. Il Comitato Tecnico Scientifico aveva suggerito di non far uscire da casa le persone dei 60 in su, mentre il governo ha sostenuto il contrario, cioè nessuna limitazione agli spostamenti, anche perché dietro, sostengono, c'è una valutazione economica per cui la loro esclusione avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, servizi, commercio e turismo. Siamo ancora all'inizio di questa incredibile catastrofe che ha sconvolto il mondo, ha creato terrore e preoccupazione e cambierà quasi certamente le nostre coscienze e soprattutto le antiche abitudini, specialmente delle persone del Sud.